Fiducia no, fiducia sì. Il PD si spacca sul futuro governissimo affidato al suo stesso vice segretario nazionale, Enrico Letta. Anche in Veneto i sentimenti sono contrapposti. Queste le condizioni per il sì. E possibilmente che non siano gli ex ministri dei due governi Berlusconi, perché altrimenti è evidente che sarebbe un riprodurre il già visto, e siamo arrivati fin qui in questa disperazione esattamente per merito loro, quindi insomma è difficile accettarlo. Più possibilista la portavoce di Bersani, la vicentina Alessandra Moretti. Cosa risponde a chi nel partito diceva e continua a dire mai con Berlusconi? Quella era la linea che noi abbiamo avuto fin dall'inizio, abbiamo sempre affermato un no ad un governissimo e quindi a nessuna intesa con il PDL. Purtroppo quella linea politica non siamo riusciti, non ci sono state le condizioni per realizzarla. E alla fine il PD ha dovuto alzare bandiera bianca e accettare le condizioni di Napolitano, visto che i suoi due candidati al Colle li ha fatti saltare da solo. La base è in subbuglio, c'è da dire qualcosa di sinistra a chi nei giorni scorsi ha occupato le sezioni del partito. Dico che il momento è un momento molto difficile e che le scelte che noi facciamo sono scelte spesso anche laceranti, molto dolorose. E io rispetto e comprendo benissimo lo stato d'animo anche dei nostri militanti, siano consapevoli anche loro che anche noi insomma stiamo vivendo momenti molto, molto complicati. Si avvii il dibattito, un confronto profondo, dice la Moretti. L'Assemblea nazionale dovrà decidere al più presto per una faticosa opera di rinnovamento. Si apre una fase nuova e quindi credo che il PD debba affrontare il congresso, penso a tutti i livelli a questo punto, però